2010 non era bastato tenere il fiato sospeso per il Bacchiglione a Padova e il Tesina a Veggiano. Nell'autunno del 2014 stessa musica a causa del canale di Sottobattaglia, Battaglia Terme, che invase il centro storico della cittadina, mentre in molte zone di Montegrotto non si dormì per il livello di alcuni scoli. Era ed è l'acqua dei colli Euganei che scende in pianura, un grande catino delimitato dal fiume Bacchiglione, dal canale Battaglia e dalle pendici dei colli. Un bacino di 11 comuni di quasi 12.000 ettari, di cui circa un quinto in collina, le cui acque piovane o di altra natura finiscono tutte nello scolo Rialto e attraverso il canale di Sottobattaglia raggiungono il Bacchiglione. Ma come è successo nel 2014, con non pochi danni ai territori. Oggi gli 11 comuni, insieme alla Regione e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, hanno firmato una convenzione per finanziare insieme i progetti per la creazione di 3 invasi in aree ai piedi dei colli. L'idea nostra è di farne 3, uno importante a Teolo, uno a Selvazzano e uno a Saccolongo. Raccolgono quell'acqua e poi lentamente la lasciano venire giù, ma l'idea vincente potrebbe essere anche quella che diventino invasi d'estate, proprio per favorire l'agricoltura. Qua abbiamo bisogno di acqua per l'agricoltura. Quindi questa doppia valenza secondo me è fondamentale. A febbraio 2018 è stato inaugurato il nuovo impianto di sollevamento di Saccolongo, valore 540.000 euro, che riduce la portata dello scolo Bolzan a beneficio anche dei comuni di Selvazzano, Padova e Abano. Nel corso del 2019 invece iniziate le opere del nodo idraulico di Montegrotto, finanziate dalla Regione con fondi europei per 800.000 euro e poche settimane fa firmati i contratti con le imprese per i lavori di ripristino e adeguamento degli argini dello stesso nodo idraulico. Interventi finanziati con ben 2,5 milioni di euro dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per gli interventi urgenti dopo gli eventi meteo eccezionali di un anno fa. I nuovi invasi di Teolo, Saccolongo e Padova Abano Terme avranno una fondamentale utilità per la viticoltura dei colli. Come sappiamo tutti, nei colli c'è un'agricoltura molto specializzata, una viticoltura particolare dove abbiamo delle DOC importanti come quella del Serprino, del Fior d'Arancio e naturalmente tutti i bordolesi, e nei momenti di siccità noi daremo ai nostri agricoltori l'acqua che ci hanno richiesto.